Ben ritrovati dalla redazione. La Bora era stata annunciata ed è arrivata ieri. Secondo l'ARPA FVG le raffiche sostenute hanno cominciato a spazzare Trieste in maniera forte e continueranno intense anche per tutta la giornata odierna. Da ieri chiusi i giardini pubblici, è stata sospesa la linea marittima Trieste-Muggia del Delfino Verde. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno operato incessantemente per richieste di soccorso riconducibili alla Bora, che ha rafforzato le raffiche, interventi inerenti principalmente ad alberi pericolanti, tegole, impalcature, intonaci e lamiere pericolanti. Cambiamo argomento. Pace in un mondo martoriato da tante troppe guerre, stop alla violenza sulle donne. Le preghiere rivolte alla Vergine Maria durante l'infiorata alla Madonnina de Oro. La Bora non ha scoraggiato i fedeli, soprattutto donne che si sono radunati ieri in piazza Garibaldi a Trieste per la festa dell'Immacolata. È tradizione recitare il rosario e deporre rose bianche e corone di fiori ai piedi della stele votiva su cui campeggia la statua della Madonna rivestita d'oro. L'indagine sulla racket della prostituzione cinese a Trieste si allarga dopo il sequestro dell'appartamento di via Tor San Piero 3 a Roiano. La squadra mobile ha scoperto un altro alloggio in via Capodistria 43. Anche su questa abitazione sono stati posti i sigilli della procura. L'ex obelisco di Opicina, prestigiosa sede alberghiera chiusa da 40 anni, occuperà un posto di assoluto rilievo nel ventaglio dei progetti di rigenerazione urbana a Trieste, non solo per il recupero dell'edificio disegnato negli anni 70 da Gae Aulenti, quanto piuttosto perché si andranno a rilanciare anche gli oltre 65.000 metri quadrati circostanti, inserendosi nel più ampio processo di evoluzione di un angolo strategico del territorio. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in prevalenza nuvoloso con possibili schiarite pomeridiane in pianura, sulla zona montana residue precipitazioni sparse e deboli con quota neve sui 400-700 metri circa a est, 700-900 metri a ovest. Sulla fascia orientale Bora sostenuta, anche particolarmente forte. Potranno risultare ancora forti i venti sul Carso e a Trieste. Temperature minime in pianura fra 4 e 7 e sulla costa fra 6 e 9 gradi, le massime ovunque fra 8 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.